Va ora in onda Potere al Popolo. Ci vuole la margherita, apro, non apro, apro, non apro. Lo stretto di Hormuz, siamo qui che aspettiamo la notizia dell'apertura, della riapertura dello stretto di Hormuz, per ora non esce, intanto però avete sentito, tregua di 2 settimane per la guerra in Iran. Trump dice se l'accordo non sarà buono torniamo in guerra. Questa è l'apertura del sito di Repubblica, mentre il Corriere: Trump annuncia la tregua di 2 settimane in Iran, poi avverte se l'accordo non è buono torniamo in guerra, Libano escluso dal cessate il fuoco, ma già è sparita la notizia dell'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto però la ribattuta dei grandi quotidiani nella notte è stata proprio questa, e quindi non c'è stato quel famigerato attacco che avrebbe cancellato un'intera civiltà. Qui Parlamento, sì. Qui Parlamento. Perché le vere buone notizie ve le portiamo noi. Grazie alla deputata della Lega Vanessa Cattoi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, tutti i vostri radioascoltatori, buongiorno. Ciao Vanessa, certo, un lavoro sotterraneo che non viene messo sulle prime pagine, anche perché chiaramente davanti a queste problematiche il resto sembra non esistere, ma qui entriamo nella vita di tanta gente. La buona notizia è che grazie all'intergruppo, questo insieme per l'impegno contro il cancro, così si chiama l'intergruppo, è arrivata il via libera al servizio di telemonitoraggio e teleconsulto per i pazienti oncologici. Una buonissima notizia, sotto traccia, ripeto, inesistente sui quotidiani, ma Vanessa ci devi spiegare, anche perché è un testo a tua prima firma, di cui sei stata relatrice, ci devi spiegare prima di tutto cos'è questo intergruppo. Noi lo sappiamo, ma molti ascoltatori non immaginano neanche che il terribile Parlamento, dove ci si mena politicamente, naturalmente, tra destra e sinistra, si riesce invece a mettere d'accordo su argomenti importanti che però non fanno notizia. Guarda un po', perché sui giornali ci sono soltanto le menate, appunto, tra destra e sinistra. Vanessa, spiegaci tutto. Sì, innanzitutto grazie per questa opportunità. L'intergruppo parlamentare che io ho l'onore di coordinare insieme per un impegno contro un cancro prevede la sottoscrizione di un protocollo, di un accordo di legislatura che abbiamo sottoscritto tutti noi parlamentari, che abbiamo aderito, che siamo di tutti gli schieramenti politici, quindi dal centro-sinistra al centro-destra, e per il quale siamo presi un impegno puntuale con il progetto La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere, che ogni legislatura ricostituisce, grazie alla Presidente Anna Maria Mancuso, questo intergruppo parlamentare che permette di soffermarsi soprattutto sulle tematiche oncologiche. Ecco quindi che nel PNRR ho presentato un emendamento a mia prima firma come relatrice, ma che era un emendamento che ho condiviso con tutti e per il quale c'era nulla osta veramente di tutti i gruppi politici, che prevedeva appunto l'inserimento all'interno del PNRR una specifica proprio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici, soprattutto per quanto riguarda il servizio di teleconsulto e di telemonitoraggio. Questo perché? Perché all'interno della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del PNRR, dedicata proprio alla salute, si parla proprio dell'esigenza di colmare quello che è il divario tra le varie disparità territoriali, soprattutto per cercare di offrire quelli che sono dei migliori servizi sanitari, soprattutto nei diversi ambiti assistenziali. Ecco quindi che all'interno proprio nell'ambito della missione dell'intervento 1.2, che è quello che definisce soprattutto la casa della salute come primo luogo di cura ma anche di telemedicina, ecco qui si inserisce il subinvestimento dedicato propriamente alla telemedicina per il miglior supporto ai pazienti cronici, e all'interno di questo siamo andati a inserire una specifica sui malati oncologici, proprio perché all'interno di questo subinvestimento, al quale voglio ricordare a tutti i nostri radioascoltatori è stato destinato 1 miliardo di euro per il finanziamento di questi progetti che consentono di fatto l'interazione diretta tra il medico e il paziente.
questo permette di avere una non sostituisce assolutamente il rapporto diretto medico-paziente, ma permette di avere un'assistenza continuativa, soprattutto per le patologie croniche o le patologie come quelle oncologiche che di fatto richiedono un'interazione diretta tra il paziente e il medico, non dico quotidiana, ma pressoché immediata, soprattutto perché si tratta sempre di pazienti più fragili, che sono suscettibili anche a particolari patologie, visto che hanno comunque un'immunità, un deficit di difesa immunitaria che non gli permette comunque di recarsi tante volte anche direttamente presso le strutture, proprio perché questo porterebbe un elevato rischio nei confronti del loro stato di salute. Ecco quindi che cerchiamo di sfruttare l'utilizzo della telemedicina e di teleconsulto proprio per cercare di dare delle risposte attraverso un percorso terapeutico sempre multidisciplinare che permetta proprio di utilizzare anche questo importante servizio che viene messo a disposizione del PNRR, che è quello del teleconsulto e del telemonitoraggio. Questo perché? Perché tante volte i pazienti oncologici, proprio perché a volte fanno fatica anche a recarsi anche solo per il prelievo del sangue nei centri, riuscire a fare in modo che attraverso le strutture periferiche si abbia la possibilità di avere questo teleconsulto permette innanzitutto di migliorare quello che è la qualità di vita del paziente oncologico, ma anche di ridurre il rischio anche delle ospedalizzazioni, oltre al fatto di dare delle risposte dirette e immediate al paziente oncologico che, come sempre ricordo, si trova anche in una situazione psicologica particolare, dove di fatto anche avere la possibilità di non sentirsi abbandonato, ma sentirsi sempre controllato anche sul proprio stato di salute è sicuramente un aspetto molto importante, per il quale anche le associazioni di pazienti che fanno parte del nostro intergruppo, e qua colgo l'occasione per ricordare che sono una cinquantina, ci dicono come sia importante questo aspetto, che non è sostitutivo ma è integrativo. Ecco quindi che da un ascolto e da una richiesta che nasce proprio da chi tutti i giorni, quotidianamente, si trova a dover recarsi presso le strutture centrali da malato oncologico, ci è venuta la richiesta di portare avanti questo emendamento che è stato approvato proprio ieri sera nella fase conclusiva dei lavori in Commissione Bilancio qui alla Camera, ed è quindi con grande soddisfazione che posso dire che abbiamo raggiunto un importante obiettivo, che adesso sarà compito nostro fare in modo e controllare che effettivamente poi venga implementato nei territori dove abbiamo già l'utilizzo della telemedicina. Questo perché così questo ci permetterà di dare un ulteriore supporto che attualmente i malati oncologici non hanno, e di farli sentire sempre più vicini al loro medico e agli specialisti, e sentirsi così meno soli e meno abbandonati, soprattutto anche penso alle persone che non si trovano nelle immediate vicinanze dei centri e quindi dei principali centri ospedalieri, ma che si trovano nelle zone di montagna, nelle zone periferiche, possono comunque avere la possibilità di farsi attivare direttamente dal proprio medico di medicina generale un teleconsulto con lo specialista del reparto di oncologia del proprio territorio provinciale più vicino, e quindi poter avere anche delle rassicurazioni immediate sul proprio stato di salute. Quindi penso che questo sia un emendamento molto importante che va nella direzione proprio di dare delle risposte concrete e che migliorino la qualità della vita dei malati oncologici. Mai come, questa è la rabbia, che domani questa notizia non la troverete su nessun quotidiano probabilmente. Ricordiamolo. Speriamo di sì, dai, che qualcuno adesso vediamo di fare la nostra opera di divulgazione delle informazioni, però fate qualche telefonata. Sono delle notizie anche perché sono degli intenti unitari. Lo so, ma quando ci sono le buone notizie, chissà perché vengono sottaciute. Ricordiamolo, questo non vuol dire sostituire il rapporto diretto medico-paziente, ma pensate, è un'integrazione proprio. Esatto, pensate a chi abita in mezzo alle montagne, anche solo per fare una domanda, chiedere un consiglio, devono fare centinaia e centinaia di chilometri, e se una persona è malato oncologico sappiamo purtroppo, in molti di noi ci sono passati, cosa significa. Per cui avere un consulto a pochi chilometri da casa è importantissimo.
tantissimo ed è bellissimo che destra e sinistra si siano unite per mandare avanti questa cosa. Grazie davvero per questa buona notizia. Vanessa Cattoi, deputata della Lega. Buon lavoro Vanessa, ciao. Grazie anche a voi e buona giornata, grazie a tutti, buona giornata, buona giornata. Qui Parlamento. E sento i piedi che toccano terra, ogni passo diventa un'ancora, il peso che si sposta da una gamba all'altra è il battito del mio cuore. Il presente è un filo sottile, i pensieri salgono ma li lascio andare, i ricordi li osservo come nuvole in cielo che poi passano, non mi travolgono. La malinconia si trasforma in parole che portano verità. E rimane con me soltanto ciò che conta. Ogni passo è mio, ogni respiro è mio, perché camminare non è cancellare, continuare a salire, lasciare andare, allenare lo sguardo a restare sulla mia strada, che è come uscire dalla nebbia anche se non c'è il sole, ma so qual è la direzione. Tutto racconta qualcosa là fuori, le foglie e il vento, le luci, i colori. C'è chi cerca radici, c'è chi vive di onde, c'è chi continua a sperare che un'onda diventi radici. E se silenzio è lo spazio perfetto per la fantasia, e il passato risale come una corrente che trascina la mia memoria, ma è solo pioggia sugli occhi, o forse un'ultima lacrima, come pagine strappate via da un libro lasciato a metà. E rimane con me soltanto ciò che conta. Ogni passo è mio, ogni respiro è mio, perché camminare non è cancellare, continuare a salire, lasciare andare, allenare lo sguardo a restare sulla mia strada, che è come uscire dalla nebbia anche se non c'è il sole, ma so qual è la direzione. Tutto racconta qualcosa là fuori, le foglie e il vento, le luci, i colori. Solo roba buona, lo sapete, quando c'è Sammy Varini in diretta, solo artisti indipendenti, assolutamente sconosciuti a livello nazionale, ma piccole miniere d'oro. Abbiamo ascoltato Claudio Rigo con Il cammino della presenza. Impariamo a distinguere tra quello che facciamo e quello che
siamo. Claudio Rigo è un giovanotto di Torino che dopo il conservatorio ha fatto gavetta e formazione nei piano bar. Seguitelo su Instagram, ma semplicemente su Facebook o su YouTube. Claudio Rigo, il cammino della presenza. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Grazie per essere con noi. È Sammy Varin che vi parla in diretta nazionale sul DAB, ma in tutto il mondo sul sito radiolibertà.net, sulla nostra app che potete scaricare gratuitamente sul vostro cellulare, ma anche sul sito radiolibertà. Con quello che leggete sui giornaloni, che per esempio lui è uno di quelli che lavora a questo sito dalla mattina alla sera senza mai fermarsi. Insieme a Lorenzo gestiscono loro questo sito riportando ciò che viene detto per radio sul sito internet. Grazie naturalmente ai tantissimi amici che ci stanno scrivendo. Il WhatsApp 340 6709 659 è il più veloce collegamento con voi quando sono in diretta in rassegna stampa, ma anche se mi seguite in differita, voi scrivete il WhatsApp, il primo giornalista che arriva in diretta ve lo legge. Ad esempio, lo immaginavo che si sarebbe andati verso la proposta pakistana 2 settimane. Senza con iraniani bisogna andare sino in fondo. Questo voleva proprio che si facesse fuori tutto. Mi spiace per il popolo che penso rimarrà sotto di loro ancora per moltissimo, e il terrorismo internazionale rimane, seppur indebolito, attivo. Anche le catene umane portate con rastrellamenti attorno agli obiettivi come i nazisti, e noi li giustifichiamo come senso di amore del popolo per loro. Il cancro islamico iraniano rimane. Alla prossima, vedremo. Caro Maurizio, speriamo che si trovi quella via di mezzo, certamente senza uccidere milioni di persone e senza rovinare la vita a tutto il mondo. Lega in piazza? Bene, ma come sempre troppo tardi. Da me negli anni più volte richiesto, caro ascoltatore. La Lega va in piazza praticamente ogni settimana con centinaia di gazebo in tutta Italia, e per parlare, ma soprattutto per ascoltare. Il problemino che abbiamo è che questa manifestazione indetta per il 18 aprile a Milano in Piazza Duomo qualcuno non la vuole, e quel qualcuno è proprio il PD, che qui a Milano ha detto no, non facciamo questa cosa contro la Costituzione e per problemi di ordine pubblico. Che cosa rispondete al PD? Fatemelo sapere. 340 67 09 659. Ne parla oggi solo il quotidiano Libero. Non condivido affatto, signor Maurizio, non c'è alcuna scelta elettorale, ci sono solo nomi messi in lista, ma tutti già ben legati ai pupari di turno. Vero è che ci sono troppi partiti frammentati e impotenti da soli, ma in ogni caso sono tutti fantocci controllati, mi scrive Mauro. Orrenda è l'Italia, scrive Marco. Sì, per questo siamo un pochettino d'accordo, e noi veramente volevamo rifondarla questa Italia, penso un po'. Buongiorno, ma di che ti meravigli? È stato sempre così e così starà, e starà bene agli italioti visto l'esito del referendum. E ancora, sto leggendo i vostri WhatsApp al 340 67 09 659. Mi chiedo se finalmente Mattarella, capo supremo della magistratura, si deciderà a fare il dovuto per questo vergognoso caso. Stiamo parlando della strage di Erba, ne ha parlato Giulio Cainarca nella sua trasmissione prima di me, la trovate facilmente nel podcast, nella sezione podcast sul sito di Radio Libertà. Penso che in qualità di capo supremo di questi magistrati girerà il capo dall'altra parte. Alla vergogna non c'è limite, ci scrive Luciana da
Mugiò. E ancora, l'Iran ha vinto, Trump si arrende? Punto di domanda. Buongiorno e buon lavoro a tutti. Stavo ascoltando il video di Autodafè, ma si è fermato al 12° minuto. Ci sarà la possibilità di sentire il seguito, cara Anna Rita? Sicuramente, ad esempio, conta che tutto quello che trovi su Facebook lo trovi anche su YouTube. A volte, più che si ferma, viene censurato dal provider, dal sito, da tutto. Guarda, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Infatti io dico sempre, la fortuna della nostra radio è che siamo multipiattaforma, cioè siamo su Facebook, siamo su YouTube, siamo sul sito Radio Libertà, siamo sulla app di Radio Libertà. Tutto quello che trovate su Facebook e su YouTube lo trovate anche sul sito di Radio Libertà nella sezione podcast. Quindi se a volte per i motivi più vari e variegati, anche semplicemente perché trasmettiamo una canzone, spariamo da Facebook, da YouTube, quindi viene silenziato tutto, ricordate che la stessa trasmissione la trovate sul sito di Radio Libertà selezionando podcast. E il problema è quello, la libertà della rete è bella, però chiamala libertà, noi poi che ci chiamiamo Radio Libertà, sì, libertà vigilata. Uella, mi è arrivata adesso la notizia che è in preparazione una festa della Lega. Oh oh! Festa della Lega a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, dal 29 aprile al 3 maggio. Segnare in calendario che se cominciano veramente le belle giornate è voglia di uscire a go-go. Grumello del Monte, dal 29 aprile al 3 maggio, area Palafeste, via Kennedy 71, cucina tipica, pizzeria. Cacchio, cosa vedo? Domenica 3 maggio, pranzo con spiedo bresciano. Sacro spiedo bresciano, signori. No, interrompo le trasmissioni, non è pensabile andare avanti così, parlarmi dello spiedo bresciano alle 11:25. Poi ieri sono stato anche leggero, ieri sera. Allora, come fare in questi casi? State calmi. Domenica 3 maggio a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, preparano lo spiedo bresciano, quello che si sente a chilometri di distanza. Tu sei in autostrada, senti un profumo che non è quello schifoso del McDonald's, ragazzi miei, lo spiedo bresciano. Domenica 3 maggio. Spiedo bresciano alla festa della Lega di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, area Palafeste, via Kennedy 71. Attenzione, la cosa terribile è che bisogna prenotarlo, perché ne sappiamo qualche cosa noi di spiedi. Decenni di esperienza di spiedo bresciano semivarini nel mangiarlo, naturalmente. Sì, bisogna le porzioni, cioè bisogna capire quanti spiedi preparare, quanta roba mettere su questo coso che gira. Vi do un numero di telefono. I veri intenditori sanno che è meglio prenotare. 339 65 12 344. Lo ripeto, 339 65 12 344. Spiedo bresciano solo su prenotazione, anche da sport. Quindi, amici comunisti all'ascolto di Radio Libertà, volendo potete entrare, comprare lo spiedo e portarvelo a casa. Via, perché poi ci sono gli interventi dei nostri politici che sicuramente ve lo farebbero andare di traverso. Domenica 3 maggio, spiedo bresciano alla festa della Lega di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Prenotazione dello spiedo al 339 65 12 344. Ve l'ho detto per la prima volta perché mi è appena arrivato questo dispaccio, non riuscivo a resistere, perdonatemi. Altre motivazioni per alzare il culo dal vostro divano e passare qualche ora fuori dalle scatole, perché sempre in casa anche basta, ve le darò a mezzogiorno, perché a mezzogiorno, oggi è mercoledì, è tutto un magna e qui vi parlo di feste, di sagre che si aprono in giro per l'Italia, roba piccolina, cioè quelle importanti, quelle fighe, non ve le cito neanche perché vengono già citate sui grossi e grassi mass media. Io vi parlo delle feste ancora
vere, genuine, dove c'è una grande partecipazione di gente, ma sono quelli che abitano in quel paese e nei paesi limitrofi. E io vi invito invece a fare un weekend magari in quella zona per scoprire le bellezze della nostra Italia e dare anche una mano a quella che è l'economia territoriale. A proposito di Lega, inaugurazione della sede del comitato elettorale della Lega a Lecco, via Cattaneo 47. CQ perché? Perché Lecco è una delle città che va ad elezioni. Non manca tanto, c'è tempo, ma mercoledì è oggi. Eh sì, è oggi. Alle 18:45 a Lecco, in via Cattaneo, si apre la sede del comitato elettorale. Filippo Boscagli sindaco, noi moderati, Forza Italia, Meloni con Boscagli, Lega di Lecco, tutti quanti ci ritroviamo questa sera alle 18:45 a Lecco, via Cattaneo 47, per fare gli auguri a Filippo Boscagli, ma soprattutto anche una bella idea fare 4 passi nella bellissima Lecco. Chi non ha paura di tutelare la nostra identità, uno dei tanti manifesti che trovate in internet, ogni rappresentante della Lega, dai più importanti ai meno conosciuti, si inventa un manifestino in questi giorni per pompare, pompa la manifestazione di sabato 18 aprile ore 15 a Milano in Piazza Duomo. Chi non ha paura di tutelare la nostra identità scende in piazza con noi, nonostante il PD non ce la voglia far fare questa manifestazione. Oggi come sono girate le scatole, giuro, guarda, volevo alzarmi e andare a letto a dormire. È solo Libero che parla di questa cosa. Sì, abbiamo certo il PD milanese che dice no, non sa da fare questa manifestazione, è contro la Costituzione tutelare la nostra identità. Chiaramente siamo caduti dal pero. Andate sul sito legaonline.it e prenotate il vostro pullman che da ogni parte d'Italia vi porterà sabato 18 aprile alle ore 15 a Milano in Piazza Duomo. Poche palle. Me ne vado e col cavolo, ragazzi, adesso arriva il bello, il tempo della pubblicità, e arriverà in studio un artista, anzi 2, che ce la canterà e ce la suonerà per bene. Tra pochissimo è con noi Malcolm Raffaello, creatore. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Molte cose cambiano e rotolando inseguono un orizzonte statico fra Tokyo e Cesenatico, e le ambizioni passano e tutto perde fascino tranne te. E tutta questa fretta di arrivare chissà dove, e tutta quest'idea di perfezione ha reso tutto uguale, e tutta questa vita che si perde a fare a pugni con l'età. Salvami dal mondo, dai discorsi della gente, da chi non è mai profondo, ma anche da chi ride sempre. Salvami dagli youtuber, dalle voci delle radio, dalle vite senza lacrime e da tutto quel che non somiglia a te. Troppe cose cambiano e tutto dura un attimo tranne te. E tutta questa fretta di arrivare chissà come, è tutta quest'idea di perfezione quasi universale, è tutta questa vita che si perde a sguardi bassi giù in città. Salvami dal mondo, dai problemi della gente, da chi vuole sempre tutto e da chi non ti dà niente. Salvami dalle rotture, da chi chiama se gli servo, dalle code al mare nei weekend e da tutto quel che non somiglia a te. Dal mondo, dalle ansie della gente, da chi sole non da tempo e si eclissa lentamente. Salvami dalle paure, da chi non è mai in orario, da chi fa l'amico e poi non c'è, e da tutto quel che non somiglia a te. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ma è chiaro che diamo voce alla nostra gente, diamo voce al territorio, diamo voce a chi ha coraggio, a chi ha ancora coraggio di parlare e di inserire le parole in un pezzo, a volte anche potente, come quello che avete appena sentito, signori. È musica indipendente, è musica di Malcolm Raffaello, creatore, che abbiamo con noi. Buongiorno! Buongiorno. Ragazzi miei. Allora, noi ci si rivede dopo quanti cavolo di anni? Mamma mia, Sammy. Non mi ricordo più. Ma sai che anch'io. No, allora, eravamo nell'altra sede? Sì, probabilmente. Io non vorrei dire cavolate. Poteva essere attorno al 2015. Sparo un anno. Porca ragazzi miei. Eri in l'altra sede nel 2015. Sì. No, ma è bello così. È bello soprattutto che ti abbiamo beccato prima che tu entrassi, perché c'è ancora l'altra sede, sempre qua nel Fortino di Bellerio, però è una roba da fantasmi, tipo la casa dei fantasmi, il castello stregato, quindi entri tutto buio, c'è qualche piccione morto, cioè ci sono robe che dico, oh cazzo, cos'è successo? E qualcuno ogni tanto penetra di là e poi ci chiama dicendo: Sammy, cos'è successo alla radio? Tranquilli. Allora, qualche allarme bomba c'è ogni tanto, perché altrimenti saremmo veramente delle cacchette se nessuno ci facesse un allarme bomba. Però la sede è sempre nel Fortino di via Bellerio, però appena entrati dovete entrare subito a destra, siamo sempre sottoterra, noi ci seppelliscono volentieri, ma la sede è più nuova, più recente, ci sono
i microfoni nuovi, le Fantastico. telecamere, i registi belli e insomma rispetto a prima ci si due cazzo dici, vero? No, sempre per i miracoli ci stiamo attrezzando. Senti, grazie per essere con noi Malcolm, Grazie a ma ti voi. sei portato anche Rio Palmieri. Sì, esatto. Ciao Rio! Ciao, buongiorno a Il tutti. chitarrista. Il Il chitarrista è qui. E qui io mi zittisco perché ci dovete spiegare questo progetto. Il primo della lista, ci siamo ascoltati in apertura e poi magari ce lo risentiamo questo pezzo perché fa parte di quelle canzoni che bisogna sentire e risentire per assaporare per bene il messaggio. E a volte scoprite che appunto si cerca di raccontare cose che magari è un po' scomodo raccontare, che è meglio non dirle, ma perché proprio devi dire questa cosa, Malcolm Raffaello creatore, e gli indipendenti, quelli veri, invece queste cose ancora le dicono. Poi magari non vengono trasmessi su RTL o su Radio Italia, io ve lo auguro naturalmente che questo possa avvenire. Però le radio fortunate che hanno coraggio scoprono che c'è ancora della musica decente in giro. Wow. Ho detto che mi zittivo, adesso sto zitto davvero. Wow. Spiegatemi, raccontatemi. Ma intanto quello che hai detto è davvero per me una cosa bellissima. Hai veramente descritto benissimo il brano, quindi vuol dire che non so quante volte l'hai già ascoltato, però hai colto benissimo il messaggio centrale, è potente, esatto. E questo finto moralismo, insomma, eccetera, eccetera. E grazie anche per questa, diciamo, affermazione, difesa forte che fa anche per gli artisti emergenti, quindi parlo anche di molti altri bravissimi, che andrebbero ecco supportati anche grazie a voi, insomma, radio come voi e gente che pensa in maniera più libera come Radio Libera, ok? Niente, questo progetto, il progetto nasce sempre da una mia, diciamo, idea, se vuoi. Io produco da qualche anno presso il Pocket Studio di Brescia, in collaborazione con un bravissimo autore, Andrea Amati, e anche Fabio Baccaro. E li salutiamo perché la squadra è sempre basilare. Basilare. Cioè, Io... da una parte sì. ci si fa coraggio perché parliamo di artisti indipendenti che non hanno budget infiniti. Bravissimo. Come alcuni. Stai dicendo eccetera. tu, Sammy. Quindi ci si fa coraggio dicendo oh ragazzi ce la facciamo eccetera. Ci facciamo anche il video. Sì, ma vediamo un attimo chi chiedere eccetera e che non ci bruci il budget. Non è così semplice. Cosa guadagneremo? Questa è la domanda che penso non si faccia più neanche, perché c'è bisogno di sapere cosa guadagneremo. Chiediamolo al chitarrista. Col primo della lista sicuramente qualche nemico, però tanto lui è tipico aspettavo di questo, nemici, quindi bravo, l'ho detto in diretta, mi è venuto proprio spontaneamente, però quindi magari no, ma hai ragione, però infatti... promettiamo che la prossima produzione sarà un po' più come no, immagino. Non penso. Snella, un po' più. Cambieremo questo Malcolm Raffaello creatore un po' più. Non penso. Ne parlavo proprio l'altro giorno con un collega, sempre musicista, vai. E quindi diciamo uno che fa il tuo mestiere molto bene. Andrea D'Angeli, dai, salutiamolo. Ciao Andrea. Della scuola Note Acustiche di San Giuliano Milanese, dai, l'ho detto. E dicevo proprio questa cosa, sai che è un periodo che io non riesco più a scrivere d'amore, cioè la classica canzone d'amore. Mi piace scrivere per, tra virgolette, smuovere qualche coscienza. Sammy è stato bravissimo, ha già detto tutto quello che avrei voluto dire io, davvero. Sei stato fenomenale. No, ma io hai descritto benissimo. Tu adesso devi fare agenzia, quindi devi mettere sul tavolo, se ti vuoi togliere la scarpa e batterla sul tavolo e a quel punto mi devi dire chi è il primo della lista. Wow, il primo della lista, premesso che tra una settimana uscirà anche il video musicale ufficiale della canzone, del brano. Signor, non voglio pensarci, cosa ci avrà messo dentro, ma in realtà è abbastanza edulcorato, si può usare questo termine. Un video quindi... edulcorato, ci credete voi? Io non ci credo mica. Allora, cominciate a scrivere. Il primo della lista. Scrivete Malcolm Raffaello creatore. Tanto c'è solo lui che c'ha sto nome, assolutamente. Anche... Il primo della lista, tra quanto una settimana esce? Esatto.
Sì. Con tra chi te 7 la giorni esatti. prendi? Con chi ve la prendete? Perché poi c'è il complice, Sì, io chiaramente. C'è il penso complice, che non fa Sammy, finta di niente ognuno lui, sei qua, sei certo, dentro no, anche tu, ma Rio, lui è un grande complice. Penso che mi permetto di rispondere, Devi ma rispondere. penso che ovunque c'è un primo della lista, Wow. dai piani bassi ai piani alti. Il primo della lista c'è e ci sarà sempre, perché purtroppo fa parte, diciamo, non so, della sfera umana. Esatto, mettiamola io così. penso che quando scrivo penso anche essere una sorta di vorrei essere in difesa, virgola, nessuno ha bisogno della mia difesa, voglio dire, di quelle persone che hanno ancora un po' di etica, ancora un po' di onestà, ancora un po' di disciplina. Disciplina intesa non come, insomma, la intendono qualcuno, ecco, il classico politica, no, lasciamo stare, ma di rispettare l'altro come vuoi rispettare te stesso, a meno che tu non ti odi, allora sai, sei masochista e vuoi anche fare del male agli altri. Quindi in questo finto moralismo, questo finto e tutti che puntano il dito a te dicendo che sei chissà quale peccati puoi compiere e sono poi nei loro, no, peggiori di chissà quale demonio. Questo è un po' il messaggio. Poi chiaro, perché dico edulcorato? Perché poi bisogna anche creare un prodotto che sia, non che me ne freghi più di tanto a questo punto, però piuttosto commerciale, piuttosto gradevole all'ascolto, quindi un arrangiamento anche abbastanza, se vuoi, moderno, ben suonato con un assolo di Rio che deve essere ben riconoscibile. Ecco perché io voglio Rio la chitarra, perché oltre al progetto che deve essere un featuring, io ci tengo alla copertina, ci siamo sempre il mio e il suo nome, ma voglio questo assolo che sia, perché non voglio che finisca qua. Da Salvami, esco un po' dal primo della lista, che è il primo vero brano dove abbiamo collaborato in maniera molto intensa, sono uscito con il primo della lista. Ho visto che lui è, insomma, è lieto di credo collaborare che con me, vorrei continuare su questo filone e magari arrivare a qualcosa che sia anche un po' più, insomma, contest, no? Cioè magari chissà. Di bilanciare, a mio avviso, suoni moderni e un qualche cosa Ho di capito realmente che suonato. hanno già pronto qualcosa di ancora più potente. Ho una bella idea, No, non lo ho dico. già un'idea, però ve l'ho detto io. Allora, sì, sì. allora, tra poco ascolteremo anche Salvami, perché Grazie. a questo punto i nostri ascoltatori sono curiosi. Grazie. Però certamente siamo anche curiosi di sapere da Rio Palmieri il vostro incontro, come è avvenuto e come succede in questi casi. Perché sai, noi di solito leggiamo un'intervista dell'artista, quello figo, quello famoso, no? Che racconta la rava, la fava, eccetera. Ma tra artisti indipendenti, come ci si viene a conoscenza? Che cosa attira l'un l'altro? Che cosa piace di un artista di quell'altro e viceversa? Su che cosa ci si ritrova sul tavolo a ragionare? Quali sono le richieste che un cantante fa, ad esempio, a un chitarrista? Qualcuno, Malcolm, ce l'ha già detta. Rio, come è avvenuto tutto questo? Allora, sostanzialmente per quanto mi riguarda, facendola breve e semplicemente penso che la nostra collaborazione è nata un po' dal suo modo di essere vero. Lui lo vedi è così com'è, se si deve innervosire si innervosisce, se deve mandarti a fare in culo ti manda a fare È in culo, importante, se ti vuole bene lo vedi, è così com'è. Da lui ho sempre detto, non perché lui è qua, però non ti puoi aspettare niente più di quello che lui è praticamente. Quindi in realtà c'è un'amicizia di vecchia data, e anche se non ci siamo visti per un po' di anni, ci siamo sempre rispettati, scappava il messaggino, io avevo visto che lui aveva iniziato delle belle produzioni e gli scrissi, comunque dissi bello questo progetto, e lui disse magari qualche volta, se ti fa piacere, possiamo collaborare e mettere qualcosa in piedi insieme. E da lì nacque il progetto praticamente del Teatro Bello, dove abbiamo fatto, credo, veramente un bel live al Teatro Bello di Milano, e sostanzialmente abbiamo trainato e organizzato io e lui il tutto, dove abbiamo registrato il live, girato alcuni video, e quindi ci siamo fatti carico dell'immenso lavoro che onestamente ci siamo resi conto più dopo che prima, che il lavoro c'era dietro, la biglietteria, biglietti, tutte le cose, incastrare il tutto. Fatto tutto tra di loro. Abbiamo fatto capisci? tutto tra di noi, abbiamo registrato un live lì, abbiamo registrato la batteria in teatro. Io mentre suonavo avevo il PC a sinistra, la pedaliera sotto i piedi.
che quando applauso che ci scappa dal Seppi Grazie. Marini e dal pubblico a casa, perché questo vuol dire davvero amare il proprio lavoro e non stare lì a pensare alla stanchezza, alle problematiche, Sì, guarda, 2 agli settimane amici, alla famiglia, non c'è più niente, c'è soltanto questo È vero. e ci siete voi. E ci siete voi, perché tutto questo serve per far passare un messaggio, per comunicare con voi pubblico, e che poi andate su internet ad ascoltarli o andate in teatro a vederli. E questa è una cosa bellissima, Certo, voler ancora certo. comunicare senza pensare al grosso e grasso business. Certo. È un qualcosa che vi fa onore, perché significa avere Grazie. ancora passione, avere ancora Certo, il voglia di fulcro della fare. situazione è stato proprio quello, se no ti assicuro che certe cose non le fai, perché fatti come le abbiamo fatti e lui, eravamo 2 stressati. Il giorno dopo che abbiamo finito, quando tutto era a posto, ho portato le tracce in studio, perché in tutto questo noi ci siamo rivisti e conosciuti, perché io, oltre che come chitarrista, mi sono allargato più nell'ambito della produzione musicale, uno studio a Lodi, quindi abbiamo messo insieme un po' le cose. Quindi da questa avventura, che chiamerei veramente avventura, Sì, Marco, assolutamente. abbiamo tirato fuori, a mio avviso, un bellissimo album che potete ascoltare, faccio pubblicità spoiler, su Spotify o maggiori digital store, Soltanto una vita live, che penso che meriti davvero, perché potrete ascoltare veramente un live in teatro e comunque diciamo percepire il modo di suonare un po' alla vecchia, mettiamola così, dove cioè ci sono delle chitarre suonate dall'inizio alla fine, una batteria suonata dall'inizio alla fine, niente contro i campionamenti, però per dire che comunque un approccio live è sempre diverso che da uno in studio attualmente, quindi in qualche modo serve essere, a mio avviso, ancora un pizzico più musicisti per poter suonare live. Capite che questi sono gli ultimi segnali di vita, ormai è finita, ormai c'è l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutto quanto con un computerino, preparatevi, io cerco di fare una selezione accanita, ma inizio a fare fatica a capire se ciò che sto trasmettendo è vero o se è l'intelligenza artificiale a fare quella canzone. Comincio a fare fatica e pare che il peggio, da quello che mi dicono quelli che sono intelligenti, il peggio deve ancora arrivare. Tra poco sarà normale usare l'intelligenza artificiale. Chi non la userà probabilmente saranno quei pochissimi considerati anche un po' complottisti, o forse sai, quelli Novax, quella gente pazza, no? E che pensa che non siamo mai andati sulla Luna. Adesso quasi ci siamo arrivati, però è mancato poco, e che ancora non usano l'intelligenza artificiale. Deficienti, davvero. Teniamoci forte e ascoltiamo, se ti va Francesco, la sentiamo. Non so se c'è anche il video. C'è anche il video di Salvami? Ce lo abbiamo, ragazzi. Allora, radiovisione, accendete la radiovisione, signori. Malcolm Raffaello, creatore, con Rio Palmieri. Ascoltiamo Salvami. Quante cose cambiano e rotolando inseguono un orizzonte statico fra Tokyo e Cesenatico, e le ambizioni passano e tutto perde fascino tranne te. E tutta questa fretta di arrivare chissà dove, e tutta quest'idea di perfezione ha reso tutto uguale, e tutta questa vita che si perde a fare a pugni con l'età. Salvami dal mondo, dagli scorsi della gente, da chi non è mai profondo, ma anche da chi ride sempre. Salvami dagli youtuber, dalle voci delle radio, dalle vite senza lacrime e da tutto quel che non somiglia a te. Troppe cose cambiano e tutto dura un attimo tranne te. E tutta questa fretta di arrivare chissà come, è tutta quest'idea di perfezione quasi universale, è tutta questa vita che si perde a sguardi bassi giù in città.
salvami dal mondo, dai problemi della gente, da chi vuole sempre tutto e da chi non ti dà niente. Salvami dalle rotture, da chi chiama se gli servo, dalle code al mare nei weekend e da tutto quel che non somiglia a te. Salvami dal mondo, dalle ansie della gente, da chi solo e non da tempo e si glissa lentamente. Salvami dalle paure, da chi non è mai in orario, da chi fa l'amico e poi non c'è e da tutto quel che non somiglia a te. Te. E ci siamo, ma d'altronde la vorremmo quasi rimettere da capo questa canzone. Salvami, da cercare su tutti gli store digitali, su Spotify, ma su YouTube c'è un video facile, bello, spontaneo. Alla fine. Certo. È vero. Sì. E anche quel testo non scherza, però ora è stata fatta un po' grossa, però va bene così. Beh, insomma, diciamo che sì, il primo della lista è... Allora lo rimandiamo in chiusura se ti va, Francesco, il primo della lista, così almeno appuntatevi le parole, perché sono quelle cose da ripetere, bisogna avere coraggio, perché dirlo una volta e poi sai, verba volant, no? Esatto. E invece se ci fate più attenzione poi scoprite che veramente questi sono tosti per davvero. C'è un intero album, si diceva, da scoprire. Cosa bisogna scrivere per ritrovarlo? Cosa scrivo? Soltanto una vita live intendevi tu, quello live al Teatro Bello, e poi vabbè di produzioni lui ne ha fatte veramente tante, insomma, quindi il mio nome è Malcolm Raffaello Creatore su tutti i digital store, si dice così al giorno d'oggi, e poi vabbè le varie pagine social dappertutto, insomma, Facebook. Dove fai base? Noi abbiamo ascoltatori un po' in tutta Italia, ma tu fai base dove in particolare? Di dove sei? Ah, ok. Beh, io sono della provincia di Milano, precisamente di San Giuliano Milanese. Ok. E tra cui abbiamo degli amici in comune che ti rispettano, ti ascoltano e ti vogliono bene. È il minimo. Ne salutiamo tanti. Anche grandi artisti in San Giuliano. Artisti, chi insegna, chi porta avanti scuole, chi avvicina giovani, ed è bellissimo poi vedere i giovani che si avvicinano alla musica, anche perché, ripeto, è un modo per imparare a comunicare. Oggi si dice che i giovani non parlano più, noi genitori non riusciamo più a ascoltarli, e forniamogli anche un altro linguaggio per esprimersi, perché molto spesso gli manca quella frequenza giusta per ritornare a parlare, e la musica, il canto può essere uno dei tanti linguaggi. Poi c'è lo sport sicuramente, il solito calcio, il pallone, ma prima che si mettano in tasca il macete è il caso di fornirgli qualche altro modo di vivere, che non è certo quello che alcuni personaggi vogliono proporre, che poi li ritroviamo su YouTube, su Facebook a cantare, e sono molto più cliccati di voi, e fanno figo e fanno bello, propagandare queste cose. Sì. Signori, che facciamo? Ce ne andiamo? Sì, non prima di avervi fatto riascoltare il primo della lista, perché dovete pensare ascoltando questa canzone, ma soprattutto, se credete ancora nella genuinità della buona musica, cercare Malcolm Raffaello Creatore insieme a Rio Palmieri. Rio, prossima volta voglio la chitarra, assolutamente. Segnati giù, chitarra per Sammy Varin e i suoi ascoltatori. Il bello di avere una radio, adesso sapete bene che appena entrati sulla destra non andate dritto in fondo perché vi perdete, no? Ci siamo, il bello di avere una radio, di avere una rassegna stampa. Pensa, la mia è una rassegna stampa, ufficialmente lo sarebbe, l'unica rassegna stampa è con
ospiti e chi mi chiama, chi mi telefona, chi viene in studio come avete fatto voi, eccetera, perché la vera notizia alla fine la portate voi, che c'è ancora speranza nella comunicazione, nella musica italiana, e chi ha orecchie per intendere intenda, visto che questa è una radio molto ascoltata anche dalla politica, ci facciamo portavoce anche. E se c'è una buona politica, se ancora esiste, beh, sappiate che ci sono ancora bravi artisti che non hanno milioni di follower, ma che meriterebbero di salire su certi palchi, dove invece per entrarci deve avere qualche cosa in tasca, ecco, e non diciamo che cosa. Ce ne andiamo! Grazie ragazzi. Grazie Sammy, e grazie a Rio Palmieri, Studio 51, Pocket Studio di Brescia, a tutti gli amici, e grazie anche a Marco, l'amico di San Giuliano, che ti vuole molto bene e ti manda i saluti. I love you. Ciao ragazzi, Ciao. alla prossima. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ci sono cose che non so e cose che dovrei imparare. Ci sono cose che non ho e cose che non fanno per me.